Oddio, noi vorremmo vedere l'applicazione di quello che viene detto, quindi noi aspettiamo i risultati. Non si può dire di un piano sociosanitario del 2012 che è applicato in toto, perché alcuni aspetti che vengono ribaditi anche oggi mancano ancora alla loro concretezza. Io penso a tutte le strutture intermedie e quella rete territoriale di salute che dovrebbe garantire un migliore accesso poi anche ai presidi ospedalieri. Tutto questo non è ancora in campo, quindi ci sono delle preoccupazioni rispetto a questo. Il sindacato si pone in termini propositivi perché noi vogliamo risolvere i problemi che affliggono i cittadini rispetto al sistema sociosanitario veneto. Da questo punto di vista noi saremo in campo per fare in modo che le cose che vengono dette vengano effettivamente fatte. Questa è la principale critica che noi stiamo facendo alla Regione, il ritardo con cui sta agendo nella dare attuazione concreta al piano sociosanitario. In questo si inserisce il ridisegno del sistema con il progetto di legge che ha presentato la firma Zaia sull'azienda zero e riorganizzazione delle ASL con riduzione. E su questo manca una riflessione vera su qual è l'ambito ottimale nel quale agire. Non si può operare con l'accetta dicendo appunto le province oppure no, devo ridurre perché riducendo ottengo dei risparmi. Noi dobbiamo avere in mente la qualità del servizio, quali sono i bisogni delle persone e avviare un ragionamento serio coinvolgendo tutti i soggetti anche di rappresentanza, a partire dai sindaci che sono fortemente coinvolti, ma anche le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di rappresentanza della popolazione, perché una sanità avulsa dai bisogni non serve a nessuno, probabilmente produce risparmi, ma sulla pelle delle persone.